Com'è stato ritornare in classe? Dai, è stato bello per l'ambito sociale che è mancato l'anno scorso, per la libertà, per svegliarsi presto la mattina è più dura. Bello rivedere gli amici, però bello anche fare finalmente lezione in classe e non essere più in DAD. Sì, è totalmente diverso, c'è molto più coinvolgimento. Sì, è bello tornare a scuola per dire dai, almeno sto in classe con i miei compagni, per dire possiamo parlare anche appunto di ambiti scolastici, tutte queste cose. Trasporti, ingressi, tu stai notando qualche problema a scuola? No, io entro, mi controllano la temperatura, mi igienizzo le mani come prima, a parte che ci va la mascherina e non abbiamo più compagni di banco e questo un po' è brutto. Quest'estate pensavo che tornasse, cioè sicuro 100% che tornasse la DAD. Ora, boh, sinceramente, io ho solo un compagno che non ha il Green Pass, quindi dai, se appunto questa cosa dei vaccini ci permette, funzionano, se è vero che funzionano, penso che si possa continuare benissimo così. Bene, dai, a parte magari i trasporti per arrivare o la logistica, i professori magari i primi giorni non sono organizzati, le classi sono poco organizzate, così. Voi avete già tutti i docenti, l'organico è a posto? Cioè sì, tutti, ma alcuni non si sono presentati, quindi le varie supplenze, i vari problemi legati all'organizzazione dei professori. Sì, non è stato diverso dall'anno scorso, che tanto l'abbiamo finito col 75%, quindi i compagni li frequentavamo comunque, anche l'ambiente scolastico. È un po' strano ritornare sempre con le mascherine, ovviamente noi speriamo di toglierle prima possibile. Secondo me si farà ancora DAD, dato che ci sono già classi in quarantena e quindi sì, presto torneremo anche in didattica a distanza, però vabbè, stringiamo i denti. Vabbè, speriamo di no. Stringiamo i denti. Diciamo che mi era mancato rivedere i miei compagni, però molto, molto tutto con calma, facciamo prima settimana 3 ore, poi questa 4, si riparte con calma, sì. Direi che non siamo preparati abbastanza per esempio personalmente per superare la quinta, non abbiamo avuto, dei precedenti 2 anni non abbiamo avuto una base abbastanza solida da superare, quindi la vedo dura, però beh, si esce per forza. Io mi trovo sicuramente meglio in presenza, perché da casa zero, cioè non si capiva niente, problemi sempre di rete, nel capirsi con i professori, quindi sono contenta che siamo tornati, insomma. Secondo me continuiamo in presenza, personalmente, anche perché tra un po' saremo tutti vaccinati, quindi e spero anche di tornare in presenza completamente. Personalmente è stato abbastanza pesante perché le quinte dell'artistico hanno fatto un progetto questa prima settimana, avevamo 3 rientri già dal secondo giorno di scuola, quindi fare 8 ore di scuola già dalla prima settimana per 3 giorni è stato abbastanza pesante. Però sì, adesso questa settimana è un po' più tranquilla, facciamo solo le mattine, quindi... Beh, i controlli a scuola ci sono sempre stati, vanno più che bene. I trasporti sinceramente non li uso perché abito vicino a scuola, quindi o mi porta in macchina qualcuno in famiglia o vado a piedi. Però sì, i controlli Covid ci sono sempre stati, mi sembrano sempre adeguati, insomma. In DAD sicuramente si capivano metà delle cose perché tra la distanza, tra il livello di attenzione che è sicuramente più alto quando si è in presenza, anche con i problemi di connessione era molto difficile. In presenza sì, è più diverso, però sinceramente io mi trovavo meglio a casa perché ci sono molti livelli diversi di cose da comprendere. Spero che si risolva la questione perché affrontare un esame con 2 anni e forse un terzo in DAD è sicuramente difficile, però puntiamo al 60, quindi va bene così. Molto bene, direi che più o meno funziona tutto come l'anno scorso. L'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici se si utilizzano i mezzi di trasporto pubblici è necessario tenere la mascherina, ma non è troppo un problema, l'abbiamo già sperimentato l'anno scorso. E la mascherina è obbligatoria ovviamente all'interno
degli edifici, dei vari edifici, ma è una cosa che abbiamo già sperimentato l'anno scorso. Io personalmente spero che magari con la proposta del governo di abbassare le mascherine in caso che tutte le persone all'interno della classe siano vaccinate, mi pare una buona cosa. E, se non sbaglio l'avevano già approvata l'anno scorso, avevamo provato a farlo, una cosa del genere. Quindi. Io la vedo abbastanza positiva, cioè io non credo proprio che si tornerà in radar, non ci ho neanche mai pensato in realtà.